che puoi fare quei ragionamenti a patto che ci sia un tempo che si chiama di elaborazione. Se io questo lo sottraggo, io vado in automatico, non vado più per associazioni, vado in automatismo, che è il funzionamento tipico di un computer. 0, 1, 0, 1, 0, 1. La pippa ti fa venire in mente dei dubbi su certe cose, faccio bene, faccio male, ci pensi, perché stai pensando. Questa cosa qua è molto odiata da una certa cultura digitale, molto, perché più ci pensi e meno usi la delega nei confronti della tecnologia e meno ti fidi di te stesso. Quindi la libertà è fidarsi di se stessi, essere se stessi. Ma questo è molto complicato, questo è molto faticoso, questo non è, come posso dire, non è per niente scontato. E quindi non possiamo dare la libertà, visto che voi state facendo un festival, no, sul pensiero libero. Non potete dare questo per scontato, perché se uno va 50 volte, 100 volte sui cookies nel telefonino per aprire un sito, un giornale o qualsiasi cosa, devi andare lì e ci sono le pubblicità di... questo è un banale meccanismo di marketing, ma non è nulla a che fare con la libertà. Quindi quello che a me sta a cuore è continuare a pensare che la libertà sia una declinazione possibile della nostra vita, anche se complicata, difficile. Io sono per questo sono preoccupato quando sento dire, come ho sentito dire di recente da qualcuno che interpreta questa cultura di cui ho parlato, che per esempio le opinioni sono un problema. No, le opinioni non sono mai un problema. Il problema è quando non ci sono più le opinioni. E io voglio continuare ad ascoltare opinioni, perché almeno per ora, fino ad ora, riesco a farmi poi una mia opinione.